Ciao ragazzi, benvenuti in questo sesto video della miniserie propedeutica per capire un po' come funzionano le dinamiche di PHP. Allora, nell'episodio di oggi vediamo come creare un piccolo form, anzi diciamo impariamo le dinamiche per la creazione dei form HTML, di moduli, e vediamo un attimino come funzionano e come li possiamo gestire in maniera utile alla nostra causa. Più che altro per capire un po' il funzionamento dietro le quinte, quindi sarà una cosa abbastanza easy che ci permette però di capire tutta una serie di dinamiche molto importanti. Detto questo, mi farebbe molto piacere se mi aiutate a far crescere questo canale e questa community, quindi se avete voglia iscrivetevi, noi ci vediamo dopo la sigla. Bene, allora i form sono dei moduli che possiamo utilizzare per autenticazioni, richiesta di messaggi, invio di messaggi via mail, possiamo usarli per fare login, per la newsletter, insomma qualsiasi roba che rende il web dinamico è fatta attraverso un form HTML. Perché li chiamano form HTML? Perché effettivamente sono disegnati in HTML e vengono poi processati attraverso delle tecnologie di programmazione, nel nostro caso PHP. Adesso noi andremo a fare un esempio semplicissimo di un piccolo form HTML con un campo basico e un bottone che ci permette di inviare il dato da una pagina index in cui ci troviamo a questa page in cui ci sarà la nostra destinazione. Va da sé che ovviamente page deve essere per forza in PHP, altrimenti non sarebbe in grado di processare il dato, mentre la pagina index potrebbe essere anche un semplice file HTML, perché tanto qui ci va solamente il form. Allora, vediamo le dinamiche. La prima cosa che dobbiamo fare è andare, se mi prendesse la tastiera sarei molto più felice, grazie. La prima cosa che dobbiamo andare a fare è creare il form HTML, che già ci chiede una prima informazione, l'attributo action. L'attributo action che cos'è? È la destinazione dei nostri dati, cioè quando io premo il pulsante di invio, i nostri dati dove devono andare, sti benedetti tosi? Bene, nel nostro caso lo sappiamo, devono andare in page.php. Ci manca un'altra informazione obbligatoria per la tipologia di form che dobbiamo andare ad eseguire noi, il method, cioè la modalità con cui vengono inviati questi dati. I metodi si chiamano get e post e sono due ovviamente perché fanno delle cose diverse. Entreremo un po' più nello specifico dopo, adesso vi faccio vedere velocemente il get, anche se preferiremo assolutamente, soprattutto in presenza di dati sensibili, il metodo post, per motivi che dopo andremo a capire. Quando faccio un form devo andare ad inserire una label, marcatore in linea, e qui andremo a mettere, che ne so, nome. Andremo ad inserire in questo caso un input di tipologia text a cui dobbiamo assegnare un name. Che cos'è il name? È una sorta di inizializzazione di una variabile che ci permette di andare a identificare e anzi a permettere allo sviluppatore di identificare in maniera univoca il dato in arrivo da quel determinato campo. I campi ovviamente possono essere dei file, la situazione più complessa, dei campi di inserimento, dove siamo noi che andiamo ad inserire i dati, o dei campi di selezione, dove siamo invece portati a selezionare una scelta già fatta da qualcun altro. E i metodi di selezione possono essere determinati dalla selezione univoca o da una selezione multipla, cioè posso selezionare più cose, ad esempio come una checkbox, o posso avere una scelta univoca, come ad esempio con i radio button. Allora, assegniamo un name, questo lo chiamo nome, io sono solito dare il name uguale alla label, anche se questo è del testo, mentre questo qui funge un po' da variabile inizializzata, quindi cerco di fargli seguire le stesse dinamiche di quelle che sono le variabili nel nome dei file, no caratteri speciali, no maiuscole, no spazi, ok? Fondamentale ovviamente per far funzionare tutta la baracca, un pulsante di invio. Possiamo utilizzare l'input type di tipologia submit oppure il button type di tipologia submit. Usiamo pure l'input, non è un problema. Ha bisogno l'input ovviamente di avere un name, anche se in questo caso è irrilevante, qua scriverò invia, e un value. Che cos'è il value? È semplicemente in questo caso il testo che appare nel bottone. Allora, fatto questo, se mi vado a ricaricare la mia bella paginetta, potrò vedere il mio form HTML. Come vedete tutti gli input e tutte le label sono marcatori in linea, infatti va tutto uno a fianco all'altro, ok? Allora, questo è un metodo get. Spieghiamo un po' sta roba del get e post. Ogni volta che noi clicchiamo un link
un invio, un'immagine, qualsiasi cosa che abbia a che fare con il passaggio dalla situazione in cui ci troviamo a un'altra situazione, stiamo inviando qualcosa in modalità GET. GET fa parte della famiglia degli array super globali che vanno a gestire tutte le dinamiche di trasmissione dei dati attraverso i vari protocolli, ok? Quindi di conseguenza abbiamo la possibilità di avere un link get, un pulsante del menu è un get, un bottone è un get, eccetera, eccetera, eccetera. E anche per i form esiste il metodo get. Il metodo get ha questa caratteristica: mostra nella barra degli indirizzi il percorso fatto, che ovviamente può essere camuffato attraverso htaccess scrivendo delle espressioni regolari, facendo quello che normalmente viene definito il rewrite URL, ok? Il metodo post, d'altro canto, ma poi vi faccio vedere, è quel metodo che ci permette invece di fare la stessa identica cosa, ma nascondere dalla barra degli indirizzi, attenzione, nascondere, non proteggere, quindi non salvare in cache per esempio, i dati che stanno passando nella barra degli indirizzi, perché se per caso avessimo dei dati sensibili come delle password, qui si passerebbero serenamente in chiaro e rimarrebbero anche in cache, ok? Capiamo meglio questa cosa. Se io qua vado ad inserire un nome qualsiasi di quelli che sto usando, strano che non c'è Tizio Caio Sempronio, ok, se io invio Mario, vedete, e clicco invia, lui mi va verso la pagina di destinazione, come avete visto, siamo in page, e vedete che qui mi passano i dati in chiaro. Quindi qui c'è scritto nome uguale Mario, campo di inserimento, e commerciale, invia uguale invia valore assegnato al bottone. Bene, se qui ci fosse una password, per capirci, sarebbe anche scritto password uguale e ci sarebbe la password in chiaro. Questo è il metodo get, quindi è sempre consigliato, ovviamente, per quanto mi riguarda, utilizzare il metodo post quando abbiamo dei dati sensibili, o comunque io lo metto proprio come pro forma in tutti i form, ad eccezione magari dei motori di ricerca. Quando creo un motore di ricerca invece la questione per me cambia. Lì sta bene, è carino che si veda insomma il parametro di ricerca. Allora, se adesso vado a ricaricare la pagina, vedete, faccio la stessa cosa e rinvio Mario, ma col metodo post, vedete, sono andato in page, ma non mi viene mostrato assolutamente alcun dato. Torno indietro e adesso andiamo a vedere come intercettare il dato dall'altra parte. Anche post ovviamente fa parte della famiglia degli array super globali che PHP ci mette a disposizione. Quindi a questo punto la prima cosa che io devo fare qui è aprire PHP e andare a intercettare il dato in arrivo per poterlo depurare, per pulirlo da tutte le rotture di palle, ma è una procedura che adesso non vedremo, ok? Servono delle funzioni che vadano a mettere in sicurezza questo dato. Lo andiamo comunque a riversare in una variabile che chiameremo $nome uguale, come intercetto un dato in arrivo da un form. Se è un array con le quadre, quindi, come abbiamo già visto nella lezione sugli array, se è un metodo post scriverò $_post in maiuscolo per convenzione. Se invece è un get scriverò $_get, aperte quadre, nome del campo, cioè name che abbiamo assegnato nel form dall'altra parte. In questo caso, quindi $_post, aperta quadra, apice, qual è il name che abbiamo assegnato? Nome, ed è quello che dobbiamo andare a scrivere qui. Così noi abbiamo recuperato il nostro dato. Qui mi posso fare un bel pulsantino anche per tornare alla pagina precedente. E qui possiamo andare serenamente a stamparci il nostro $nome dopo averlo ripulito. Per fare una roba anche carina magari possiamo mettere, che so, faccio un H2, così lo possiamo mandare anche a capo e vederlo un po' meglio. Salvo, torno di qua, abbiamo il nostro bel Mario, clicco invia, abbiamo il risultato del nostro processo. Questo è il principio su cui si basano i form HTML. La logica è abbastanza semplice, cioè l'utilizzo che noi dobbiamo fare. Nello specifico, se lavoriamo in WordPress, il backend di WordPress è composto da tutta questa dinamica, ok? Ogni volta che andate a creare una pagina c'è un form che invia un dato, questo dato finisce nel database, poi attraverso PHP e MySQL noi andiamo a recuperare questa informazione, ce la stampiamo a video e andiamo a farne l'uso che vogliamo. Per esempio quello potrebbe essere semplicemente un titolo che noi andiamo ad inserire. Ipotizziamo, no?
che questo sia il titolo del mio articolo, io da lì potrei andare ad inserire in questo campo titolo, potrei inserire un bel campo per il mio articolo e in questo caso andrei a utilizzare una area di testo, una text area che chiamerei post magari, ma anche no dai, faccio confusione, articolo, ok? E avrei questo tipo di situazione. Aspettate che qua però mando a capo perché se no non si capisce una mazza. Non usate i BR per fare queste cose, stiamo solo giocando. Vedete, abbiamo questo tipo di situazione un po' incasinata, non proprio bellissima da vedere, ok? Però va da sé, mamma mia, è proprio brutta, va da sé che comunque questa situazione potrebbe essere la classica area backend di WordPress dove mi viene chiesto di creare ovviamente un post. Io potrei andare quindi nell'altro file a vedere cosa succede. Questo potrebbe essere il front-end dove ho l'H2 dove vado a recuperare il mio titolo del post e poi lo vado a stampare, e per lo stesso presupposto potrei andare poi a recuperarmi dentro un bel, anzi aspetta che mi copio solo questo, dentro un bel marcatore P potrei andare a stamparmi invece, a recuperarmi articolo e andare poi ovviamente di conseguenza a creare la mia struttura, ok? Quindi vado qua, metto il titolo, il mio articolo, e qui vado a mettere il testo lorem ipsum dolor bla bla, ok? Vi ricordo, per chi non lo sapesse, che questo è un campo che accetta un massimo di 256 caratteri, mentre questo è un campo, la text area, che accetta invece testo illimitato. Questa è una grande differenza che dobbiamo mettere sul piatto. Premo invia e avrò il mio articolo e avrò il mio titolo dell'articolo. Se vado a visualizzare la sorgente potremo vedere proprio i marcatori che vanno a stampare le nostre robettine fatte come Dio comanda. Ecco, questo è tutto il principio di base che si fonda, su cui viene fondata tutta questa dinamica. Ok? Allora, la prossima settimana andremo a vedere come collegare attraverso PHP il mio sitino a un database SQL. Ok? Vedremo proprio la procedura, il classico wp-config che andiamo a gestire in automatico attraverso WordPress. Ok? Detto questo, se il video vi è piaciuto, come sempre vi ringrazierò un sacco se lasciate un commento, un like, scrivetemi quello che vi pare, ok? Grazie mille che mi seguite anche questo giro, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima, see you next time!